Buonasera, alle principali notizie. A Palermo è aperta un'inchiesta sulla bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite. L'attacco della madre, medici incompetenti hanno sottovalutato il caso. Ricoverato anche il cugino che non è in pericolo di vita. L'infettivologo Cascio dice Sicilia, maglia nera per vaccinazioni pediatriche. A Messina l'inchiesta sul furto delle opere d'arte di Antonello, si indaga su un possibile basiste, sull'esame dei filmati delle videocamere. Si è scoperto che sul sito del museo regionale è possibile reperire la planimetria dettagliata dell'edificio preso di mira dai ladri. Caro bolletta in Sicilia, ammazzata per le famiglie che per energia elettrica saranno costrette a spendere fino a 500 euro in più, rincari al top per la benzina nelle isole minori. Nella villa comunale di Militello compare una svastica vicino a un monumento dedicato alla resistenza ai partigiani del paese. Il sindaco Burtone dice non è una bravata di bambini. La diga Ancipa nell'Ennese si va svuotando e si teme una nuova crisi idrica. In 19 giorni il volume dell'invaso si è ridotto di 3 milioni di metri cubi d'acqua. Ad Agrigento il mito torna a vivere nella Valle dei Templi con lo spettacolo Il risveglio degli dei. Calcio, c'è attesa per l'esordio in campionato del Catania domenica al Massimino contro l'Inter Under 23. In arrivo l'attaccante Coda. Il Palermo pronto per la sfida di domenica contro la Juve Stabia, Barbera verso il tutto esaurito, sul mercato Osti al lavoro per trovare un'alternativa all'infortunato Joronen. Buonasera, eccoci dunque a Palermo dopo la morte della piccola Anna Rosa, 4 anni. La madre accusa medici e i media di aver fornito ricostruzioni scorrette e mette in discussione anche quello che è stato l'operato dei sanitari. Intanto ASP e Procura indagano sulla morte, mentre a Palermo aumentano richieste di vaccinazione. Effettuati tamponi gran parte del nucleo familiare della bambina. Sentiamo Geri Italia. Solo Dio nostro Signore può giudicare è lo sfogo affidato ai social da Manuela Maggio, la madre di Anna Rosa, la bambina di 4 anni morta a Palermo con una sospetta difterite. La donna difende la famiglia e attacca duramente le ricostruzioni circolate sul caso, contestando anche l'operato dei sanitari e parlando di medici incompetenti, accuse pesanti che dovranno essere verificate dagli accertamenti in corso. Mia figlia è stata portata diverse volte al pronto soccorso e ci sono carte che parlano, scrive la madre, respingendo anche l'ipotesi che la famiglia abbia scambiato la difterite per una tonsillite. La causa della morte ancora non si conosce, dice, perché ancora nulla è confermato. Intanto l'ASP di Palermo ha avviato l'indagine epidemiologica per ricostruire i contatti della bambina e individuare l'eventuale origine del contagio. È già scattata la profilassi antibiotica per le persone esposte, compresi alcuni sanitari. Resta ricoverato anche il cuginetto di 4 anni con sintomi simili ma condizioni al momento non preoccupanti. Il bambino risulta regolarmente vaccinato. Anna Rosa era arrivata in ospedale con febbre, vomito e inappetenza ed era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il rapido peggioramento, il trasferimento in terapia intensiva e la morte. Sul caso indaga la Procura di Palermo, mentre nei centri vaccinali aumentano le richieste per il vaccino esavalente. Adesso saranno gli accertamenti a stabilire cosa sia accaduto e se vi siano state eventuali responsabilità. E la morte della piccola Anna Rosa riporta alla ribalta una malattia che in Italia sembrava ormai confinata ai libri di storia. La difterite è rara ma non è scomparsa e i dati sulle vaccinazioni in Sicilia riaccendono l'attenzione. Abbiamo sentito l'infettivologo Cascio. Ancora Geri Italia. La morte di Anna Rosa riporta sotto i riflettori la difterite, infezione provocata dal Corynebacterium diphtheriae, trasmessa attraverso le vie respiratorie e potenzialmente letale per effetto delle tossine che il batterio può produrre. Un tempo era una delle principali minacce per l'infanzia. All'inizio del Novecento in Italia si contavano circa 30.000 casi e 1.500 vittime ogni anno. Poi la vaccinazione ha cambiato radicalmente lo scenario, trasformando la difterite in una malattia oggi eccezionale. E sul caso di Palermo sono intervenuti anche diversi infettivologi. La difterite è una malattia infettiva altamente contagiosa, purtroppo gravata anche da un'alta letalità. La malattia è prevenibile con un vaccino che è altamente efficace ed è assolutamente sicuro. E grazie a questo vaccino non abbiamo avuto più casi da tantissimi anni. Il vaccino è obbligatorio ed è obbligatorio dal 1939. L'obbligo vaccinale esiste
purtroppo ci sono ancora tante persone che non si vaccinano per diversi motivi. Ma il caso di Palermo riaccende soprattutto i riflettori sulle vaccinazioni. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute relativi al 2024, la Sicilia è ultima in Italia per la copertura del ciclo vaccinale pediatrico di base. Tra i bambini nati nel 2022, solo l'85,13% aveva completato entro i 2 anni le 3 dosi contro difterite, tetano, pertosse, polio ed epatite B, contro il 94,46% nazionale. 2 giovani di 18 e 20 anni sono morti in un incidente stradale la notte scorsa sulla strada provinciale a Palagonia nel Catanese. L'auto su cui viaggiavano con altri 2 ragazzi è rimasta coinvolta in un incidente autonomo e le cause sono in corso di accertamento. Le 2 vittime erano sedute sui sedili posteriori, una è morta sul colpo e l'altra in ospedale. Adesso torniamo a Messina, dove va avanti l'inchiesta sul furto delle opere d'arte di Antonello. Si indaga adesso su un possibile basista e sui filmati delle videocamere e si è scoperto che sul sito del museo regionale è possibile reperire la planimetria dettagliata dell'edificio preso di mira appunto dai ladri. Angelo Gagliano. Vanno avanti senza sosta le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal museo a Cascina. Squadra mobile, carabinieri del nucleo tutela del territorio artistico coordinate dalla procura non tralasciano alcuna ipotesi a cominciare dal ruolo di un possibile basista. Decisivi in tal senso potrebbero risultare i filmati del sistema di videosorveglianza per trovare una traccia dei ladri in arrivo oppure in fuga. Ma nelle ultime ore si è scoperto che sul sito del museo regionale Maria a Cascina è possibile reperire la planimetria dettagliata dell'edificio preso di mira dalla banda. Si trova in una sezione appositamente indicizzata relativa ad un progetto di un paio di anni fa finalizzato e finanziato con i fondi PNRR relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche. Non è possibile però stabilire quando le planimetrie siano state caricate sul sito del museo messinese, ma è certo che sono liberamente scaricabili e ricche anche di particolari. Nelle stesse però non sono indicati gli impianti di videosorveglianza. Con la lettera A è indicata invece la sala dove erano esposte le opere di Antonello da Messina e la porta che è stata trovata aperta e che si pensa sia quella utilizzata dai ladri. Estate sempre più rovente, ma non solo per le temperature, perché anche per i costi che aumentano. Infatti in Sicilia, tra caldo e condizionatori, una famiglia può arrivare a spendere fino a 500 euro in più. Per Confconsumatori servono interventi strutturali, non più soluzioni tampone. Marco Carli. L'estate è come l'inverno. Se nella stagione più fredda è il gas a rappresentare la spesa maggiore per i siciliani, in questi mesi riuscire a rinfrescare vita e ambienti diventa più difficile e soprattutto più costoso. La stima, per via di un clima che diventa rovente e di bollette sempre più esose, oscilla fra i 300 e i 500 euro in più a famiglia. Attenzione a ritenere che tutto sia causato dall'eccessivo caldo che determina eccessivi consumi. Ci può stare, ma la realtà fondamentale e principale resta quella di costi esorbitanti ed esagerati e noi consigliamo sempre anche di verificare la legittimità dei vari addebiti. A rimetterci come sempre sono le fasce più deboli, anziani e pensionati o le famiglie, e in Sicilia non sono poche, che devono fare i conti con entrate non sempre sicure o con uno stipendio solo. Quali sono le contromisure? Interventi strutturali a monte, non più soluzioni tampone che servono solo ad allontanare il problema. A portare il peso di questi aumenti sono un po' tutti i consumatori, ma quelli su cui sta ricadendo maggiormente il peso sono le famiglie. E quindi è necessario porre mano a interventi strutturali. Fino ad oggi purtroppo abbiamo assistito ad interventi parziali e non risolutivi, in altri termini solo pannicelli caldi. E ci occupiamo di un altro caro, questa volta il caro carburanti, che pensate ha raggiunto livelli record nelle isole minori. Sentiamo Orazio Longo. Fortunatamente l'isola è piccola e si può girare anche in bicicletta, ma pagare 3,25 euro per un litro di benzina e 2,80 per un litro di diesel fa rumore. A Linosa, nelle Pelagie, un pieno costa un terzo in più rispetto al resto d'Italia, record di una mappa dei rincari che tocca la Sicilia più delle altre regioni, in particolare se si va nelle isole minori, dove alla crisi internazionale si sommano il trasporto via mare e la speculazione.
I dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy certificano che a Ustica si pagano 2,699 € e 2,599 € a Pantelleria. Il gasolio costa 2,699 € al Self, superando la media italiana di 58,3 centesimi. A Lampedusa il diesel oscilla tra 2,620 e 2,649 e la benzina tra 2,496 e 2,499. I tentativi di massimizzare i guadagni da parte della filiera ci sono sempre, dice Giampiero Reale, presidente di Confindustria Siracusa. Neppure la riapertura di Hormuz però produrrebbe un ribasso immediato, ma servirebbero almeno 45 giorni per ricostruire le scorte e riallineare gli approvvigionamenti. Oggi intanto la media dei prezzi Self in Sicilia è dietro solo a Calabria, Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Il diesel Self costa 2,140 €, la benzina 2,15, il metano 1,876, il GPL 0,80. A Licata, nell'Agrigentino, un turista americano, uno bresciano e uno licatese migrato ma rientrato per le ferie estive sono stati rapinati in Corso Umberto. I 3 giovani sono stati avvicinati da 2 uomini su uno scooter e minacciati con un'arma. Uno di loro infatti ha dovuto consegnare ai ladri il borsello che aveva in spalla con 300 €. Adesso a Militello Val di Catania una svastica è comparsa la notte scorsa nella villa comunale realizzata con i tappetini dell'area fitness. A denunciare l'episodio è il sindaco Giovanni Burtone, che dice serve una risposta ferma, non è una bravata di bambini, e la trovata di un mascalzone, dice ancora Burtone nel denunciare che la svastica sia stata realizzata a pochi metri dal monumento dedicato alla resistenza ai partigiani del paese. Sono in corso accertamenti attraverso le immagini delle telecamere e della videosorveglianza per individuare i responsabili. E a Siracusa un vasto incendio di alcuni casolari abbandonati vicini ad abitazioni in contrada Carancino ha impegnato per diverse ore le squadre di vigili del fuoco per domare le fiamme. All'interno dei casolari, pieni di rifiuti di varia natura, anche alcune bombole di gas che sono esplose senza provocare, per fortuna, feriti. Andiamo nel Nese, torna al centro dell'attenzione la situazione della diga Ancipa, il rapido calo delle riserve registrato tra la fine di luglio e la metà di agosto alimenta le preoccupazioni di un'altra emergenza idrica. Sentiamo Salvo Calacciura. Con l'estate ancora in corso, a preoccupare adesso la quantità d'acqua che resterà disponibile nei prossimi mesi. Alla diga Ancipa nell'Ennese, una delle principali riserve idriche della Sicilia centrale, in appena 19 giorni il volume dell'immaso si è ridotto di 3.300.000 metri cubi d'acqua. Un calo che riaccende il confronto sulla gestione dell'immaso e fa scattare l'allarme del Movimento per la difesa dei territori di Nicosia, preoccupato soprattutto per la velocità con cui il livello dell'Ancipa è diminuito tra la fine di luglio e la metà di agosto. L'autorità di bacino ha però chiarito che le erogazioni rientrano nei quantitativi autorizzati per la stagione irrigua dei consorzi di bonifica di Enne e Catania, escludendo anomalie. Come abbiamo visto, in un mese può succedere di tutto, da quasi 20 milioni di metri cubi a 15,4 in sole 3 settimane. 4 milioni di metri cubi sono un'enorme quantità d'acqua, quasi un quarto del totale contenuto nel bacino al momento della decisione. Ricordiamo che quest'anno ha piovuto tanto, ha piovuto anche a giugno. Sullo sfondo resta però il tema della gestione delle riserve dell'Ancipa, che attualmente conta circa 16 milioni di metri cubi d'acqua, in un territorio che negli ultimi anni ha già dovuto fare i conti con una pesante crisi idrica. A preoccupare sono soprattutto la velocità con cui si stanno riducendo le riserve e l'incognita delle precipitazioni dei prossimi mesi. Il timore è che possa ripresentarsi una nuova emergenza idrica. Se ad ottobre avessimo avuto 16 milioni di metri cubi piuttosto che gli 11 che potremmo avere, sicuramente mi sentirei più sereno. Restiamo in tema d'acqua, però questa volta ad Agrigento, dove sappiamo che l'acqua continua a mancare nelle case proprio per il disperdersi anche in strada. Infatti c'è una perdita lungo la scala tra via Firenze e via Manzoni, già segnalata, che riaccende le polemiche sulla gestione del servizio. Davide Sardo. È l'acqua che manca nelle case, quella che arriva per pochi minuti con turni che possono superare i 10 giorni. Eppure ad Agrigento la stessa acqua continua a perdersi per strada. Lungo la scala tra via Firenze e via Manzoni una copiosa perdita idrica scorre giorno e notte.
Una situazione già segnalata più volte agli organi competenti, ma che ancora non è stata risolta. Il paradosso è evidente: da una parte una città assetata, dall'altra una rete idrica che disperde preziose risorse. Una rete colabrodo che alimenta rabbia e proteste, perché mentre nelle case si aspettano giorni per avere l'acqua, lungo le strade se ne sprecano migliaia di litri. E proprio sulla gestione dell'emergenza interviene il movimento di Ismaele Lavardera, che punta il dito contro AICA. La posizione è netta: AICA ha fallito, sostiene il movimento controcorrente, chiedendo al Consiglio di amministrazione di valutare un passo indietro. Mantenere in carica lo stesso CDA, si legge nella nota, significherebbe negare l'evidenza e sottrarsi a ogni responsabilità. Un'accusa pesante che riporta al centro il tema della gestione del servizio idrico e di una crisi che ad Agrigento continua a lasciare i rubinetti a secco mentre l'acqua si perde per strada. Breve pausa e poi andremo a Catania, una task force della polizia contro le frodi alimentari nella ristorazione. A Catania una task force coordinata dalla polizia ha effettuato una serie di controlli in chioschi e rivendite di alimentari e bevande. Nel corso di un controllo a un chiosco panineria nella zona della Scogliera sono state riscontrate significative carenze sul piano della sicurezza alimentare e delle condizioni degli ambienti di lavoro. 15 kg di carne equina, suina e pollame non tracciati, non idonei al consumo sono stati sequestrati e distrutti. Imposte anche sanzioni per oltre 15.000 euro, anche per modifiche abusive dei locali. Adesso per gli spettacoli il mito torna a vivere all'alba nella Valle dei Templi fino al 30 agosto, in scena Risveglio degli Dei. Lo spettacolo di Marco Savatteri che celebra la 10ª edizione, un viaggio tra teatro, musica e narrazione dalla notte alle prime luci del giorno tra il Tempio di Giunone e quello della Concordia. Davide Sardo. Prima la notte, poi la luce che lentamente conquista la Valle dei Templi. È all'alba che il mito prende vita tra le colonne e la storia incontra il presente. Torna fino al 30 agosto ad Agrigento il Risveglio degli Dei, lo spettacolo scritto e diretto dal regista Marco Savatteri, che celebra quest'anno la sua 10ª edizione. Una produzione firmata a Savatteri Produzioni, realizzata in collaborazione con il Parco Archeologico della Valle dei Templi. L'esperienza inizia alle 4:30 dalla bietteria del Tempio di Giunone. Da qui il pubblico percorre la via sacra, accompagnato dalle divinità della mitologia greca, fino al Tempio della Concordia, dove prende forma lo spettacolo. Un percorso immersivo tra teatro, musica e narrazione, nel quale i grandi miti vengono riletti alla luce della contemporaneità. Narciso diventa metafora di una società sempre più concentrata sulla propria immagine. La guerra di Troia richiama i conflitti del nostro tempo. Medusa porta invece al centro il tema della paura e del rapporto con l'altro. E sullo sfondo c'è la Valle dei Templi, che all'arrivo dell'alba diventa parte integrante dello spettacolo, trasformando il risveglio della natura in un autentico evento scenico. Breve pausa alla pagina dello sport con il calcio, il Catania che è pronto per l'esordio in campionato domenica contro l'Inter Under 23 e anche il Palermo si prepara per la sfida sempre di domenica al Barbera contro la Juve Stabia. C'è il calcio, Catania pronto all'esordio in campionato contro l'Inter Under 23 domenica al Massimino, ma la notizia più importante arriva dal mercato. In arrivo Massimo Coda, un colpo di esperienza e gol per l'attacco rosso-azzurro. Marco Carli. Un vero colpo di coda nei giorni finali delle trattative. Il Catania prepara l'esordio in campionato. Domenica alle 18 al Massimini i rossazzurri affronteranno l'Inter Under 23, ma la notizia del giorno arriva soprattutto dal mercato. Nella settimana in cui sono arrivati Masciangelo e Di Marco, il Catania è vicino ad ufficializzare Massimo Coda, l'attaccante 37enne, miglior marcatore nella storia della Serie B e reduce dall'esperienza alla Sampdoria. È atteso il rossazzurro, un colpo d'esperienza e pesante per l'attacco di Longo e un segnale importante nella settimana
settimana dell'esordio, un anno più opzione per il secondo, la base d'accordo. Insomma, mentre la squadra prepara il debutto, il mercato regala un nome importante con Rolfini, che invece ha i saluti. Per quanto riguarda la partita con l'Inter Under 23, Longo sembra aver già in mente gran parte dell'11 titolare. Nell'ultimo test contro la Primavera ha vinto 5-0, il tecnico ha confermato Rinaldi tra i pali. In difesa potrebbe esserci Perrotta con Ierardi, mentre Pagliai e Donnarumma vanno sugli esterni con quest'ultimo che se la gioca con Masciangelo. Corbari, Quaini e Jimenez a centrocampo, quindi davanti potrebbero esserci Cicerelli, Liguori e Leonardi. L'Inter Under 23 arriva invece al Massimino dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Vado ai calci di rigore. Il Palermo si prepara per la sfida di domenica al Barbera contro la Juve Stabia. Sul mercato Ostia lavoro per trovare un'alternativa all'infortunato Joronen. Marco Gullà. Corsa verso l'obiettivo e soprattutto verso la prima di Serie B. Il Palermo domenica in un Barbera come sempre da quasi tutto esaurito sfiderà la Juve Stabia. I segnali positivi sono già arrivati. La vittoria contro il Lecce è un frame della solidità del nuovo Palermo di Pippo Inzaghi. In porta ci sarà Fortin, ma il club rosanero sta accelerando per trovare un sostituto di Joronen che bene che vada resterà fermo almeno 2 mesi. Perin è sempre le alternative. Il direttore sportivo Osti si sta prendendo qualche giorno di riflessione. Perin avrebbe già dato un benestare di massima al trasferimento, ma resta da convincere il club bianconero. La Juventus infatti non sembra intenzionata a privarsi facilmente del giocatore. Il Palermo proverà a sfruttare la volontà di Perin di trovare maggiore spazio e continuità. Intanto si profila una nuova operazione di mercato per l'attacco. Brunori potrebbe andare al Cesena, mentre dal club romagnolo potrebbe arrivare in rosanero l'attaccante Spendi, da definire solamente in che termini inquadrare questa operazione. Il centravanti albanese rappresenterebbe un ulteriore rinforzo per una squadra che è stata etichettata già come la regina del mercato di Serie B. Prima di chiudere un'ultima notizia all'Ansa, perché un incendio è divampato a Castelbuono nel Palermitano. Le fiamme hanno bruciato ettari di bosco nel Parco delle Madonie in contrada Vinzeria. In azione i Canadair, che hanno eseguito decine di lanci, e gli elicotteri con diverse squadre da terra di Vigili del Fuoco, anche forestali e protezione civile in campo per cercare di proteggere le aziende agricole e le abitazioni. È tutto, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.